Buongiorno. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Giorno 1 all'Hotel Savoy a Grado e la giornata inizia con la colazione in camera. Allora, ci sono 2 cappuccini, succo d'arancia, frutta, colazione dolce, colazione salata e ogni giorno c'è un piatto del giorno. Oggi dovrebbe esserci l'omelette con l'avocado, yogurt, marmellate, miele, burro vari e adesso apparecchiamo in terrazza. Informazioni puntuali. Numero 1, al Savoy si dorme da Dio. Numero 2, colazione in camera, tanta roba, salata e dolce, molto varia, con un sacco di cose, è tutto molto buono. Numero 3, ci siamo vestiti da bici e andiamo direzione Aquileia. Vado. Siamo biciclettati, cioè dotati di bicicletta, in uscita da Grado, direzione Aquileia. Prendiamo il ponte lungo che esce appunto dall'isola, tutta ciclabile fino ad Aquileia. Da Grado ad Aquileia dovrebbero essere circa una decina di chilometri. L'unico pezzo in comune con le macchine, quindi sulla strada effettivamente in comune con le macchine, è questo. Da qui in poi si entra a destra sulla ciclabile e si è al sicuro, o per meglio dire più tranquilli. Bellissima giornata per fare qualche chilometro in bici. Fa caldo ovviamente, come in questo periodo fa caldissimo, però è abbastanza ventilato, si sta molto bene. Lì in fondo c'è Barbana, dove forse andremo domani, quindi stay tuned nei prossimi video e ci facciamo questi 10 km all'aria aperta. Bello, bello. In uscita del ponte, sempre sulla ciclabile, direzione Aquileia. Buongiorno. Vi posso dire con certezza che la maggior parte dei local della zona non conosce questa ciclabile, dove fra l'altro si pedala veramente da Dio, perché si è fuori dalla confusione della strada trafficata e veramente si vedono delle cose che di solito si perdono pedalando su strada. Attenzione, c'è del gravel. Bellissimo, questo pezzo qua non l'avevo mai fatto.
Visitiamo la Basilica di Aquileia con una guida d'eccezione, oserei dire. Intanto che aspettiamo di incontrarlo, vi dico che tutti questi mosaici o questo pavimento è effettivamente una vera e propria guida per il catechismo, per chi si avvicinava ai tempi alla religione, allo studio della religione. E ci sono tutte le immagini classiche, dal buon pastore, degli animali e raffigurazioni di natura in genere. Buongiorno Emanuele. Buongiorno, Ciao. benvenuto ad Aquileia. Grazie. Lui è Emanuele ed è niente meno che il sindaco di Aquileia, quindi come dicevo prima una guida d'eccezione. Grazie che ci accompagni alla scoperta di questi luoghi storici. È un piacere portarvi a conoscere quella che è la nostra grande eredità culturale, che ha fatto della crocevia di popoli che hanno attraversato queste terre una grande cultura di tutto il nord-est, ma in realtà di una Mitteleuropa che è rappresentante, insomma, di un grande spirito culturale, ma anche proprio spirituale. Qua di cenni storici da fare e appunto di informazioni ce ne sono veramente a volontà. Il pavimento musivo di quest'epoca, quindi parliamo del IV secolo d.C., più grande al mondo, ed è un vero e proprio racconto dedicato a chi si accingeva a entrare all'interno della religione cristiana, quindi siamo in un periodo dell'inizio del cristianesimo e Aquileia ha rappresentato una chiesa madre, una chiesa molto importante. Questo è un pavimento che tra l'altro è conservato in maniera eccellente perché è stato riscoperto recentemente, alla fine dell'Ottocento. Come vedete, da quella che è la sezione proprio della basilica, si può percepire la stratigrafia di una storia, una continuità storica incredibile. Partiamo appunto dal tempo antico, quindi da un periodo tardo impero romano, fino ad arrivare logicamente a un tempo più recente. E niente poco di meno, dietro proprio quell'abside, un'abside del 1400, dietro c'è un altro importante tassello e punto della storia di Aquileia e della nostra regione, che è il cimitero degli eroi, il cimitero dove sono conservati i 10 corpi dei milite ignoti, quelli che non furono scelti il 28 ottobre di 100 anni fa, nel 1921, dalla madre friulana Maria Bergamasche, che riposa anch'essa dal 1953 nel cimitero degli eroi, e scelse appunto il milite ignoto, quello che riposa in questo momento all'altare della patria. E quest'anno è un anno importantissimo per Aquileia e per l'Italia intera. Aquileia non avrà un nome altisonante e conosciuto come altre città appunto che hanno storia, monumenti e storia della Chiesa, però è effettivamente la città dove sono state definite le regole del cristianesimo attuale. Prima ancora della città del Vaticano, Aquileia era un po' il centro del mondo romano che si affacciava sulla religione. Entriamo nella cripta affrescata dove viene raffigurata la leggenda, la storia di San Marco. Il luogo ha avuto una trasformazione, adesso lì non è visitabile perché c'è un cantiere in corso e lì c'erano proprio, vedete, sono le basiliche teodoriane proprio dei giorni successivi al 313. Qua c'è anche tra l'altro laggiù in fondo una fonte battesimale, una delle prime. Lì adesso c'è uno scavo in corso che sta esplorando
degli strati ancora più sotto, diciamo, più precedenti. E quello, come si è detto, è il basamento del grande campanile toponiano invece del 1031. Infatti è curiosa questa cosa che sono state trovate delle cose interessanti sotto il pavimento originale, però effettivamente non si sa se ancora più sotto c'è qualcosa. È molto probabile, perché appunto Aquileia, essendo stata fondata nel secondo secolo a.C., ma in precedenza era anche sito già antropizzato, per esempio, da popolazioni celtiche, Okay. È molto probabile che la stratigrafia, e anzi Che ci sia ancora più profondità, sia a livello fisico che di storia. Un'altra delle cose interessanti di Aquileia è che attualmente è ancora uno scavo a cielo aperto dove le università, ben 5 università, scavano continuamente con convenzione. La Fondazione Aquileia, che è l'ente che si occupa di fare da collante, diciamo, e sulla valorizzazione, ha una mission ben precisa, diciamo, coordina tutti gli scavi anche nelle grandi aree archeologiche che abbiamo, che sono tantissime. In uscita dalla basilica, questo è il campanile intorno al quale abbiamo camminato poco fa qua sotto per vedere gli scavi. Adesso facciamo una visita al cimitero degli eroi. Questo è assolutamente un giro in esclusiva perché è una zona non ancora aperta alle visite. Spero che si senta, perché giustamente qui stanno lavorando. Mi tolgo la mascherina perché tanto non c'è nessuno nei dintorni. Comunque questo è il cimitero con il monumento relativo ai 10 militi che non sono stati scelti rispetto al milite ignoto, che invece è più, se vogliamo, famoso, fra virgolette. Quindi è un monumento molto importante per la storia italiana. Sicuramente quando verrà aperta al pubblico questa zona, a parte l'interesse nelle visite, ci sarà sicuramente qualche evento ufficiale qui ad Aquileia. In descrizione del video vi lascio tutti i riferimenti per effettuare le visite qui ad Aquileia, insieme appunto con tutti gli altri riferimenti delle altre cose che vedete o che vedrete in questo video. Grazie Emanuele per la visita. Grazie a voi. Ci salutiamo così. Arrivederci ad Aquileia. E ci vediamo presto. Buona giornata, buon lavoro. A voi. Ciao. Grazie, ciao. Lasciamo la basilica alle spalle, attraversiamo la strada e andiamo a visitare il museo. Museo archeologico, dove mi dicono che ci sia una interessante sezione su tutti i prodotti di gioielleria, le famose pietre come vengono lavorate qui ad Aquileia. Quindi andiamo a vederlo. Visitiamo il museo archeologico di Aquileia, che è strutturato in questo modo.
Al piano terra tutta la parte pubblica. La scultura monumentale tipicamente raffigurava personaggi di spicco famosi della vita politica dell'epoca. Invece di qua, in questa sala, oltre a questo pezzo che è uno dei più pregiati di questa sezione della collezione, che raffigura in bronzo un guerriero con i capelli al vento, diciamo che è un'immagine dinamica del volto di un guerriero e rende parecchio l'idea. Da questa parte i due pezzi principali sono Giove con la testa d'Ariete e Medusa, che sono in pratica le raffigurazioni dell'Oriente e dell'Occidente intesi come gli estremi dell'impero, che appunto riuniti ricordavano l'unione dell'impero romano. Un dettaglio interessante per fruire del museo è che in alcune zone ci sono delle riproduzioni dei pezzi effettivamente esposti, come quello che vi ho mostrato prima, con questo simbolo che fa sì che le persone non udenti possano toccare la riproduzione, in questo caso del pezzo, hanno la spiegazione in braille e questa icona invece spiega che è possibile seguire la mostra e visitare la mostra con l'audioguida. Nell'ultima sala, qui al piano terra, tutta la parte relativa agli ornamenti delle tombe, della sepoltura, quindi tutto quello che finiva all'interno della tomba, gli ornamenti della tomba stessa e nello specifico, a proposito di ornamenti tombali, questa era la statua che ornava la tomba di un guerriero dell'impero. Al primo piano l'esposizione ha come argomento l'ornamento delle case, domus in latino, con i mosaici, gli ornamenti sempre da pavimento, gli ornamenti da parete, le statue, qui altri mosaici e tutta l'utensileria per la casa. All'ultimo piano tutto quello che riguarda il lusso e la ricchezza. Gioielli, monete e ambra sono, diciamo, i tre argomenti trattati qui, l'ultimo piano. Qui c'è tutta la parte con le monete che venivano importate ad Aquileia, coniate all'esterno anche queste, e poi tutte le monete che venivano invece coniate direttamente ad Aquileia, dal bronzo all'oro. In questa sezione invece ci sono tutti i prodotti di ambra, che era considerata un materiale che portava fortuna e portava, diciamo, buona salute, quindi i prodotti erano destinati principalmente alle donne e ai bambini. Questo in particolare è una cosa interessante, cioè sono delle foglie con un'iscrizione ANNFF, cioè Annum Novum Faustum Felicem, che erano dei regali, diciamo, di buon auspicio per l'anno nuovo, dei regali di Capodanno. I gioielli dell'epoca romana sono a dir poco stupendi. Qui invece tutta l'esposizione delle pietre. Qui ci sono tutte le gemme divise per oggetto e soggetto raffigurato oppure per materiali e tecniche di lavorazione. Veramente
molto molto suggestiva questa parte. Una cosa interessante di questa nuova parte del museo è che è possibile fruirne anche con l'app Museo Nazionale Aquileia Gemme, che scaricata permette di guardare ingrandite alcune delle gemme che sono qui esposte. Comunque in descrizione vi lascio tutti i riferimenti al museo, dove troverete anche i riferimenti a questa app. Da questa mappa si vede come Aquileia fosse il porto più importante dell'impero, perché effettivamente è il collegamento sul mar Mediterraneo con tutti gli altri punti principali dell'impero, con tutti gli altri estremi. Molto interessante il museo archeologico d'Aquileia, che è stato rinnovato completamente un paio d'anni fa. Infatti io l'ultima volta c'ero venuto con la scuola e quindi avevo un ricordo completamente diverso, ma soprattutto l'ultima parte, l'ultima sezione con i gioielli e le pietre e le gemme è stata aperta veramente da pochissimo, quindi molto moderna, c'è l'app come vi dicevo prima ed è molto 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 carino. Il museo merita, è una di quelle cose da venire a vedere anche per chi abita come me qui a pochi chilometri di distanza. Adesso sotto questo bellissimo albero ci mangiamo i toast preparati stamattina dall'hotel Savoy e poi rientriamo appunto in albergo. Recuperiamo the bikes e torniamo direzione albergo. Vai! Vediamo se riusciamo a scendere direttamente qua sulla ciclabile come prima. Vabbè, e gravel. Buongiorno. Qui siamo di nuovo sulla ciclabile che ci riporterà a Grado, più precisamente all'Hotel Savoy, dove decideremo se fare un pomeriggio di relax in piscina con l'acqua salata, oppure andare al mare, perché il soggiorno all'hotel prevede anche l'ombrellone. Come sempre, oltre a tutti i riferimenti dei posti dove andiamo e dove stiamo, come in questo caso l'Hotel Savoy, in descrizione del video vi lascio anche la traccia Strava, o meglio le due tracce Strava con l'andata e questa di adesso del ritorno, con questo percorso che però è davvero banale, super semplice. Ciclovia Alpe Adria Radveg, all'andata direzione Udine, dunque direzione Aquileia, a ritorno direzione Grado. And we back at the hotel.
sacca con gli asciugamani e andiamo prima a pranzo a bordo piscina e poi in piscina. Later. Mi tolgo la mascherina perché non c'è nessuno nei paraggi ed è tutto più facile. Comunque abbiamo riproposto anche qui a Grado la configurazione con un'attività la mattina. Oggi appunto era un giro in bici fino ad Aquileia, una decina di chilometri da andare, una decina di chilometri a tornare, con visita culturale, e poi pomeriggio piscina. Era un po' il nostro setup Elbano che ci sta sempre. Comunque adesso, dopo la piscina, doccia veloce, riassetto diciamo casual e direzione centro storico per un altro momento culturale. Andiamo a fare un giro del centro storico con una guida, ci troviamo con lei direttamente davanti al municipio. Buonasera Roberta. Buonasera a voi. Facciamo così che non si può fare altro. Esatto. Facciamo un giro turistico con lei che ci fa da guida, Sì, e per il centro storico di Grado facciamo una passeggiata volentieri. con qualche informazione sicuramente interessante. Sicuramente. Andiamo. Perfetto. Andiamo. Questi sono gli scavi della basilica con mosaici di matrice bizantina più grande dell'Alto Adriatico. Usciamo da piazza Biagio Marin ed entriamo in calle del palazzo. Anche Grado, come Venezia, per fare un parallelo con le dovute proporzioni, è tutta fatta di piccole strade, stradine chiamate calli. Tipica calle, in questo caso Calle Marchesan, con la Madonnina. Nella via parallela a questa, che è la zona pedonale, quella più famosa, quella più frequentata con tutti i ristoranti, ci sono probabilmente le case più vecchie di tutta Grado. Purtroppo non ci sono tante informazioni archivistiche perché semplicemente non c'è un archivio a Grado con questo tipo di informazioni, purtroppo. Ogni camino è diverso l'uno dall'altro. Era tutto un sistema per sapere, per distinguersi tra famiglie, no? Anche perché le omonimie sono in quantità industriali. Il soprannome, i simboletti che usavano per contrassegnare tutte le cose, anche il pane, Sì. perché chi non aveva il forno in casa portava a cucinare il pane nel forno pubblico, Sì. e per sapere di chi erano i panini si Mettevano il disegnavano nome. sopra. Qui siamo nella zona con i monumenti e le costruzioni principali di Grado. Questo è il Duomo, la Basilica di Santa Eufemia con il suo battistero, e invece qui davanti, oltre questo cantiere, c'è Santa Maria, che appunto, essendo titolata Maria, nella nostra cultura classica è sempre il primo edificio religioso del paese, della cittadina. Il nome più antico di Grado ce l'abbiamo in dialetto, no? Gravo vuol dire, è geografico, vuol dire accumulo di ghiaia o sabbia in un letto di fiume. Che sia l'Isonzo è l'unica cosa plausibile perché aveva delle dimensioni enormi. Era largo quasi 50 metri agli scavi del porto fluviale, 48. Profondo tra gli 8 e i 10 stando ai carotaggi che sono stati fatti, per cui non credo possibile, come dicono tanti, che sia stato interrato per la quantità d'acqua e perché la bassa pianura friulana è argillosa. Il fiume si sarà sicuramente deviato, lo sappiamo perché ha avuto dei cambiamenti di corso diverse volte. Un anno preciso ce l'abbiamo, il 361, quando o è stato deviato per una guerra, è il periodo di Giuliano l'Apostata, oppure una qualche deviazione di carattere naturale. Qui davanti è l'acquedotto comunale
c'è questa fontana che è la prima fonte di acqua di Grado. Questa era una cosa che, essendo qua della zona, io davvero non sapevo, ed è interessante fare delle visite guidate anche in zona casa, diciamo, anche per questo motivo qui. Abbiamo fatto un giro veloce, un'oretta di passeggiata. Se poi avete tempo di andare a dare un'occhiata dentro le chiese, ma tanto insomma non siete lontani, per cui magari ci sarete stati anche già altre volte. Sì. Bene. Però avere qualcuno che ti racconta le cose, che ti mette le informazioni, come diciamo prima, in ordine logico e che ti dà il quadro generale è un'altra cosa. Sapete dove è Savial? Sì, no? sì. È qua dietro. Allora, Savial è l'ombelico del mondo di Grado, è il centro del centro. Forse è l'abbreviazione di San Vitale, tanto per tornare a Ravenna. Sì. Ma lì finiva una manifestazione che è un fatto storico realmente accaduto. Siamo nel 1162, Grado è stata soggetta a tanti attacchi da parte del patriarca di Aquileia tedesco nel Medioevo. In uno di questi attacchi si tenta di metterla e saccheggiarla, i gradesi riescono ad avvisare i veneziani che vengono in soccorso e riescono a catturare il patriarca, lo portano a Venezia e gli impongono di pagare un tributo che non consiste in soldi, gioielli, denaro, eccetera, ma in una presa in giro. Deve portare un toro che simboleggia lui e 12 maiali che sono i suoi dell'entourage, diciamo così. Sì. Gli animali venivano fatti girare per le calli di Civitavecchia e poi i maiali macellati, la carne veniva distribuita ai poveri. Il toro no, veniva portato a Venezia in piazza San Marco e lì si tagliava la testa. Ammazzato. Da lì nasce il detto tagliare la testa al toro, Ok. cioè come dire prendere una decisione Definitiva. netta e definitiva. Viene da questa cosa qua. Interessante. Abbiamo chiuso con una roba interessante. Una cosa interessante. È che non devo farmi prendere dagli aneddoti, se no non ce n'ate più. Ok. Grazie Roberta, Grazie. di nuovo. Buon Buona tutto. serata. Buon tutto. Interessantissima la camminata di questa ultima oretta con la guida Roberta, e neanche a farlo apposta il nostro giro termina davanti al ristorante dove ceneremo stasera. Alla pace. Ottima cena alla pace, due primi, due dolci, e adesso facciamo una bella camminata sempre qui in centro storico, magari ci fermiamo a bere qualcosa e poi dritti in hotel, perché domani la giornata inizia presto. Siamo alla fine di questa giornata 50% cultura, 20% relax e 30% biciclettata, mentre usciamo da una delle vie, come dicevo prima, con le case più antiche di Grado. Io approfitto qua mentre sono in piazza Belgio Marin, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se vi è piaciuto il video, in descrizione tutti i riferimenti di dove siamo e delle cose che facciamo, e un commento se volete chiedere qualcosa. Ci vediamo domani, la giornata inizierà presto. Ciao!